Si è suicidato il 24enne scomparso da Maiano sabato sera. Emanuele Taboga si è ucciso con il gas di scarico della propria auto. Le motivazioni non sono ancora chiare. Il ragazzo è sparito e non ha lasciato alcun messaggio né ai genitori né agli amici. I familiari hanno dato l'allarme nemmeno 24 ore dopo. Emanuele Taboga non dava più notizie di sé da sabato sera. Le ricerche sono state svolte dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine, comandati dal tenente Luca Morrone, con l'ausilio anche dell'elicottero dell'Arma. Questa mattina la tragica scoperta. Il 24enne, residente in località San Tommaso e operaio presso la Pittini, è stato trovato morto all'interno della sua auto. Si è ucciso con il gas di scarico. Non aveva lasciato messaggi ed è stato il padre, allarmato, a segnalare alle autorità la scomparsa del figlio. Il decesso, secondo un primo esame medico, risalirebbe alla stessa giornata di sabato. E ora la solita domanda per cercare di capire cosa abbia portato il giovane a compiere il tragico gesto. Dopo 2 intense giornate non stop di lavoro da parte dei tecnici della provincia di Udine, è stata riaperta al traffico dalle 9 di oggi, mercoledì 14 maggio, la tangenziale est di Udine, chiusa da domenica sera a causa dello smottamento della scarpata in corrispondenza del sovrappasso della ciclabile e di quello limitrofo della ferrovia Udine-Tarvisio nelle vicinanze della località Carbonaria in comune di Reana de Roiale. Tra lunedì e martedì gli operai dell'ente provincia hanno ripulito il tratto interessato dalla frana, sgomberando le careggiate dal consistente quantitativo di materiale riversato in strada, 200-250 metri cubi tra fango, terra e ghiaia. Ripristinate anche le scarpate laterali, dove sono state realizzate alcune opere di rinforzo per evitare nuovi smottamenti. Una spazzatrice ha provveduto a ripulire i residui del materiale sulla strada. Intanto i tecnici del servizio viabilità di Palazzo Belgrado hanno quantificato i costi dell'operazione, che inciderà sui bilanci dell'ente per 24.500 euro. Dopo l'apertura della strada, gli operai hanno provveduto a ultimare alcuni interventi di modesta entità al lato della careggiata, tra cui la sostituzione di un tratto della recinzione posta a monte della strada, caduta a causa della frana. Traffico regolare su tutta la tratta della linea metropolitana leggera di superficie Udine-Cividale, andata in tilt nella mattinata di ieri dopo un guasto meccanico. Tutta colpa di un deviatoio ferroviario, lo scambio per i non addetti ai lavori inceppatosi. Il treno era partito in orario dalla città ducale alle 8, ma all'entrata della stazione di Remanzacco, punto d'incrocio per le precedenze con i treni in arrivo da Udine, l'improvviso stop. Almeno un'ora di paralisi totale sull'intera tratta, che ha provocato da una parte un'inevitabile catena di ritardi e dall'altra le ire di quanti a quell'ora si muovono per lavoro e per raggiungere le scuole. Dalla sede della ferrovia Udine-Cividale, mediante una nota stampa, fanno sapere che la Littorina ha accumulato un ritardo record di 76 minuti. All'origine, come detto, il blocco di uno scambio. Il macchinista se n'è accorto dal mancato via libera semaforico e ha dunque arrestato il treno un attimo prima della stazione, che ha poi raggiunto a piedi. Con una leva è riuscito ad attivare manualmente il deviatoio e il treno ha così potuto raggiungere la banchina. Quando ha lasciato Remanzacco, lo scambio è andato definitivamente in tilt. A nulla è valso il secondo tentativo di regolazione a mano. Dopo il tempestivo intervento dei tecnici della FUC e ore di lavoro, nel tardo pomeriggio il traffico è tornato regolare. Per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima Guerra Mondiale, la provincia di Udine ha provveduto alla costituzione di un comitato scientifico provinciale che ha l'obiettivo, spiega l'assessore alla cultura Francesca Musto, di esaminare e valutare le numerose progettualità inerenti al tema del primo conflitto mondiale che emergono dal territorio. Il comitato scientifico resterà in carica 3 anni. Il funzionamento di questo comitato è a costo zero, visto che per la sua attività non è prevista alcuna corresponsione di identità né tantomeno di gettoni di presenza. A prevedere la costituzione di questo organismo è l'articolo 3 della legge regionale 11 del 2013. L'intervento regionale si articola in 2 fasi che riguardano per l'anno in corso la valorizzazione del patrimonio immateriale, approfondimento e divulgazione delle conoscenze, recupero della memoria storica, promozione dei valori e dei sentimenti legati alle vicende della Prima Guerra Mondiale e di quello materiale, ovvero percorsi e parchi tematici, sentieri storici e strutture espositive. A breve comparirà sul sito di Palazzo Belgrado la versione stampabile della brochure Fradis Quintri, edito dalla provincia, inerente ai musei e le collezioni che riportano testimonianze relative alla Grande Guerra, oltre alla cartina su cronologia, luoghi e testimonianze.
Azioni di monitoraggio della portata e flussi del fiume Isonzo, redazione delle linee guida per un piano di manutenzione del fiume ed altre attività connesse. Martedì 20 maggio alle 16 a Palazzo Attems, Piazza De Amicis 2 a Gorizia, si terrà il primo forum di approfondimento e confronto organizzato nell'ambito del progetto Azioni di monitoraggio della portata e flussi del fiume Isonzo, redazione delle linee guida per un piano di manutenzione del fiume ed altre attività connesse. L'evento fa parte del progetto CAMIS, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale Italia-Slovenia 2007-2013 e si pone l'obiettivo di informare l'opinione pubblica sulle attività previste nell'ambito del progetto e raccogliere informazioni, aspettative, preoccupazioni e proposte da parte di chi opera giornalmente sul territorio, allo scopo di giungere alla definizione di linee guida per un piano di manutenzione del fiume Isonzo condivise, che rispondano al meglio alle reali esigenze del territorio in termini di sicurezza, tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile.